Ciao a tutti, sono Nicola Pantarotto, responsabile di produzione del salumificio Pantarotto, e oggi sono qui per raccontarvi del nostro musetto. Siccome, come dice il detto, del maiale non si butta via niente, oltre ai tagli per fare i nostri salumi tipo salame, salsiccia, coppe e il resto dei prodotti, c'è anche nel maiale la cotenna, parte fondamentale per andare a fare il nostro musetto. Il nostro musetto è fatto appunto da cotenna, tutta la carne della testa e i rifili di gola che escono dalla lavorazione del guanciale che va a fare il guanciale stagionato. La carne con cui facciamo il musetto non deve essere definita una carne di scarto, perché effettivamente lo scarto non c'è. Ogni pezzo ha il suo valore. Questa carne, la cotenna, il magro, comunque lo spolpo di testa e i rifili delle gole, vengono fuori comunque da dei maiali che noi selezioniamo da allevamenti che conosciamo, allevamenti che controlliamo, perché appunto sono parte del maiale di cui facciamo anche gli altri prodotti, i nostri salami, le pancette e tutti i nostri salumi di produzione. Gli ingredienti che usiamo per arricchire il nostro musetto sono il sale, il pepe, che lo maciniamo al momento prima di metterlo all'impasto, l'aglio fresco, che lo compriamo settimanalmente proprio dal contadino e ogni sera lo sbucciamo per metterlo sull'impasto fresco, e il vino rosso, proprio come si faceva una volta nelle famiglie. Per il musetto, come per tutti gli altri nostri prodotti, la ricetta è ancora quella di casa di una volta, che ci è stata tramandata da nostro padre quando si faceva sul maiale in casa. E adesso, detto tutto ciò, andiamo a vedere come si fa il nostro musetto. Questa è la nostra cotenna, già macinata grossolanamente. Qua c'è sia cotenna di pancia, che è più morbida al palato, e sia cotenna di schiena, che gli dà una maggiore struttura al musetto. L'elemento del nostro musetto sono i rifili della gola. Praticamente tutta la guancia del maiale, che viene usata per fare il guanciale stagionato, viene rifilata per dargli la forma al guanciale a goccia. Tutti i rifili li usiamo nel musetto. Questa lavorazione viene fatta nel macello di Aviano, ed è questa anche la parte importante di avere tutta la filiera, perché oltre a controllare l'allevamento da cui arrivano i maiali, io so anche come viene lavorata la merce, e quando mi arriva nelle cassette già pronte io faccio l'impasto con la garanzia di avere il controllo dall'allevamento al macello fino alla mia produzione. Questa che abbiamo aggiunto adesso è lo spolpo testa, la parte magra della testa. Anche questa proviene già lavorata dal nostro macello di Aviano, e come vedete c'è dentro anche la guancia, la parte molto pregiata del maiale. Un approfondimento sulla guancetta. La guancetta è il muscolo della mandibola del maiale. C'ha la parte esterna, che è più grande, che è quella che trovate anche nei ristoranti come spezzatino, goulash, ed è molto pregiata, ma c'è anche la parte interna, un muscolo sempre di guancetta, però essendo più piccolo e più sottile non sta bene nei piatti e quindi non ha mercato, ma siccome essendo molto morbida, molto gustosa, viene usata per fare il nostro musetto. Adesso nel tritacarne abbiamo mescolato la cotenna, i rifili di gola e parte dello spolpo testa. Man mano che si macina stiamo già aggiungendo del sale e del pepe, in maniera di facilitare la miscelazione dopo. Non potete neanche immaginare che profumino che già si sente, soprattutto il pepe appena macinato, che sprigiona un profumo incredibile. Vi ho portato a vedere le budella con cui facciamo il musetto. Sono budella naturali che noi ci arrivano già lavate sotto sale. Io alla sera le tiro fuori, le metto in ammollo in acqua corrente, quindi loro si lavano dal sale, si ammorbidiscono e poi vado a insaccare il musetto. Ci tenevo a farvi vedere le budella che sono naturali, perché è un altro tassello che va a sottolineare quanto il nostro prodotto sia artigianale e che mantenga le tradizioni di un tempo. Perché al giorno d'oggi possiamo trovare diversi tipi di budello nel mercato, di fibra o sintetici, che però a mio avviso non garantiscono la stessa qualità di un budello naturale. Qualità vuol dire anche controllo, e oltre a controllare la qualità dei maiali da come vengono allevati fino a tutte le lavorazioni, anche gli ingredienti che noi usiamo hanno un rigido controllo. Io quando vado a preparare la concia la preparo in questa bilancia e salvo ingrediente per ingrediente, quindi mi esce uno scontrino totale in cui vado a vedere il peso ingrediente per ingrediente, il peso totale
e lo porto in ufficio alla qualità che mi fa un'ulteriore verifica degli ingredienti che ho messo per evitare qualsiasi errore e di garantire il rispetto della ricetta originale. Questo è il nostro pepe intero e vedete come viene macinato per il musetto. A seconda del prodotto che vado a fare io scelgo la grana di macinatura. Questo è un medio fino per il musetto, la salsiccia più fino, invece per il salame lo macino un po' più grosso. Adesso andiamo a preparare il vino da aggiungere all'impasto. Il vino chiaramente è un merlot friulano, anche questo come da antica ricetta che ci è stata insegnata. Come avrete visto, io tutti i passaggi che faccio me li segno. Questo perché? Perché è vero che siamo aiutati da bilance, macchine nuove, moderne, però l'artigianalità vuole anche la sua parte di occhio. Durante l'anno, ma anche nello stesso periodo dell'anno, non tutti i maiali sono uguali, un po' come noi, ci sono i più grandi, i più piccoli, ci sono partite un po' più grasse, partite un po' più magre, quindi sta anche nella mia esperienza, quando vado a fare gli impasti nel mescolare la carne, a sapere se metterci un po' più grasso, un po' più magro, in maniera da equilibrare sempre l'impasto. Adesso ho finito di macinare, mettiamo tutto nell'impastatrice, quindi tutta la carne, sale, pepe, aromi, vino rosso e aglio e facciamo impastare. Ho appena messo il vino che si è mescolato con l'impasto, sale e pepe, che profumo ragazzi! Questa è l'ultima parte della lavorazione dove l'impasto viene insaccato, legato, poi viene appeso nei carrelli, viene messo in asciugatura per 24 ore e poi viene portato in una cella del freddo come un frigorifero a 0 gradi che è pronto per essere consumato. Prima che i musetti vengano pesi, vengono bucati in maniera da permettere ad eventuale aria all'interno del cotechino di uscire, ma anche permette al grasso in eccesso ad uscire durante la bollitura del musetto.